11 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza nella piana di Gioia Tauro con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria. L'organizzazione, secondo l'accusa, avrebbe compiuto truffe per circa 3 milioni di euro. Incidente mortale questa mattina a Catanzaro. Un uomo, Giuseppe Curcuglioniti, di circa 70 anni, è stato investito mentre stava portando a spasso il suo cane. Lo schianto è avvenuto in viale Isonzo con una BMW X5 guidata da un uomo che si è fermato a prestare soccorso alla vittima. Deceduto anche il cane del malcapitato. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, illustrando all'Unical i dati sul debito sanitario, ha dichiarato: "Credo di poter dire che nel 2012 possiamo risparmiare 58 milioni di euro, che sono soldi tolti ai cittadini calabresi e che potremmo investire in altri settori. Penso anche alle università calabresi". Si ingarbuglia la matassa politica della provincia di Crotone. L'UDC ha chiesto al presidente Zurlo la testa dei 3 assessori della sua giunta, Prati, Lentini e Praticò, che invece di appoggiare la candidatura a sindaco dell'UDC, Dorina Bianchi, hanno appoggiato la candidatura del terzo polo, di Giusy Regalino. I 3 assessori hanno rassegnato le dimissioni, ma il presidente non le ha accettate. Intanto sono attese decisioni del partito contro Benedetto Proto.